Attimi di paura ieri sera a Chirignago per una rapina all'interno del supermercato Prix. Il rapinatore è entrato qui al Prix di Via Calabria poco prima dell'orario di chiusura. Aveva il volto coperto ed era armato. Si è diretto immediatamente alla prima cassa che ha trovato. Lì c'era una dipendente e l'ha minacciata di consegnargli l'intero incasso della giornata. Erano le 20:25 circa, secondo quanto ci ha raccontato la dipendente coinvolta a telecamere spente. Il bandito, con accento straniero, è entrato, le ha puntato la pistola contro, prendendo il denaro. Lei ha aperto la cassa, ma i soldi li ha ritirati lui. Circa 1.000 euro, secondo una prima stima. Poi è fuggito da solo, sembra in sella a una bicicletta, facendo perdere le proprie tracce. In quel momento la donna era sola, i colleghi si trovavano in fondo al supermercato e non si sono accorti di nulla. Sarà la polizia giunta sul posto con la scientifica per effettuare i rilievi e cercare indizi utili a esaminare le immagini delle telecamere del supermercato e della zona per trovare il rapinatore. Un doppio shock quello vissuto dalla cassiera, che si è trovata a rivivere una situazione simile a quella di poco più di un anno fa, quando a gennaio 2021, sempre in orario di chiusura, entrarono nel supermercato 3 rapinatori che minacciarono lei e altre 2 colleghe, fuggendo poi con il bottino. Nonostante il momento di terrore vissuto ieri con una pistola puntata, la donna oggi si è recata ugualmente sul posto di lavoro per non pesare sull'organico in turno.